io vorrei a questo punto interrompere un attimo questa mia prolusione lunghissima per presentarvi alcuni dei collaboratori di questo progetto che abbiamo deciso di instaurare e di partire. Vorrei presentarvi la direttrice del Circolo degli Antichi, Carlotta Mingotta. Alcuni non conoscono, ma io spero che quelli che ancora non la conoscono la apprezzeranno quando potranno conoscerla, che ha deciso di mettere a disposizione della compagnia di calza le sue competenze professionali che ha usato nella sua vita in Brasile, pur essendo originaria italiana, perché in questa cosa c'è un altro punto importante del circolo della compagnia di calza. Come la storia di Venezia è una storia fatta di popoli venuti da tutto il mondo che hanno partecipato di una lunga civiltà, così la compagnia di calza vuole ed è un'associazione aperta, e il Circolo degli Antichi ancora di più, a tutte le presenze, è multiculturale, è multirazziale, è multietnica, è multisessuale, ma è indirizzata con gli stilemi e i fondamenti della compagnia di calza. Noi siamo per l'apertura, noi siamo per la indifferenziazione delle culture, perché noi non vogliamo conflitti, vogliamo però che il nostro modo di vedere il mondo sia determinante, perché lo è, perché è il migliore, perché è più divertente, è più piacevole. Vi presento anche che questo è un altro uomo meraviglioso che avrà sulle sue spalle la parte più importante della compagnia del Circolo degli Antichi, che è la mediatizzazione informatica, per dirla così, perché gli antichi sono moderni e navigano su internet. Paolo Zennaro, un uomo che praticamente ha fatto dei computer la sua croce e la sua delizia. Per quanto riguarda invece la gestione dei giovani, come non parlare di Zanzoro di Zanco? E invece per tutti gli anziani, per tutte le persone posate, per tutti quelli che sentono dentro di sé dei petali rosa frullare nel mattino quando l'alba scende, anzi si alza sulla laguna, Roberto Bianchi, onorario degli antichi, uno degli antichi più antichi che ci siano, a parte Aldo, che insomma che contribuisce con la sua sapienza e con la sua bontà d'animo al buon andamento del futuro del Circolo degli Antichi. Bene, io penso come introduzione di aver detto moltissime cose, forse anche troppe. Siccome questa è un'assemblea pubblica e plenaria, anzi dovete parlare anche voi. Ecco.